E siamo nel 1995, facciamo un passo indietro, siamo al match per decidere il nuovo campione del mondo, c'è Kasparov che sta difendendo il titolo e Anand che è l'attaccante. Chi sono i due protagonisti? Beh, Kasparov campione del mondo dal 1985 fino agli anni 2000, 15 anni di predominio totale, e Anand, fortissimo giocatore di livello altissimo che dagli anni 90 è sempre ai top, e tuttora che siamo nel 2022 Anand è sempre nella scena tra i top giocatori al mondo, veramente una spina nel fianco, e poi è diventato dal 2007 campione del mondo. Peccato che Carlsen non riuscirà ad eguagliare e superare il record detenuto da Kasparov, ma queste sono scelte sue. Ad ogni modo, siamo in un periodo, 1995, in cui i motori scacchistici e i computer iniziarono a prendere sempre più forma, che Kasparov iniziò a capire che i motori e le macchine non erano delle robe stupide, ma potevano addirittura essere a servizio dell'uomo. In questa partita, siamo alla 10ª partita, veniamo da 8 patte, c'erano state 8 patte, partite piuttosto fiacche, dopodiché Kasparov iniziò a mettere il piede sull'acceleratore e vinse 4 delle 5 prossime partite, tra cui questa che vediamo. Non è uno spoilerare, è un dato storico, sanno tutti come è andato, quindi voglio solamente mostrarti come la preparazione casalinga di Kasparov ha influito in modo drastico su questa partita, tant'è che poi subito Kasparov uscì dall'apertura meglio e Anand si ritrovò a giocare un finale ormai perso, cercando di arrancare, ma nulla si può contro una preparazione casalinga devastante. Immaginati il campione del mondo con il team e con i motori, gli altri non conoscevano, non utilizzavano i motori quanto Kasparov, è stato uno dei primi. Ci sono dichiarazioni di Karpov, c'è un video su questo canale YouTube dove Karpov gli chiedono cosa pensi di Kasparov e lui dice beh, lui è stato uno dei primi a utilizzare i motori, quindi per quello è riuscito a sbaragliare la concorrenza. Lui è stato il primo ad esplorarli e queste nuove tecnologie gli hanno dato un grande vantaggio nelle aperture. Ma più tardi ha perso questo vantaggio. Perché oggi anche i grandi maestri di livello medio hanno le sue stesse conoscenze. Quando anche gli altri poi hanno capito che i motori erano un ottimo supporto per la preparazione dell'apertura, eccetera, a quel punto poi gli altri lo hanno raggiunto. Ultima cosa, poi partiamo a vedere questa partita. Kasparov giocò, e questa è una curiosità interessante, queste prime 20 mosse di getto, senza pensare. Anand muoveva e Kasparov rispondeva subito. Anand muoveva e rispondeva subito, perché era tutta teoria, era tutta preparazione. Quindi andiamo. World champion Garry Kasparov found himself E 4 Kasparov, e 5 cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, Ruy Lopez o apertura spagnola. Se ti interessa giocarla, su mattoscacco.com c'è un articolo gratuito con tanti spunti che ti possono tornare utili. Lo linkerò qui sopra da qualche parte. A6 si attacca questo alfiere che si sposta, cavallo F6. Qui sono tutte linee teoriche, non starei neanche qui a commentarle. D4 per quanto possa sembrare strano, ma è tutta teoria. Alfiere B3, D5 strateorizzata questa apertura, cattura, alfiere 6, cavallo BD2, tutto veramente nella norma, cavallo C5, C3 e ora D4. Ti starei chiedendo probabilmente perché il nero non ha catturato l'alfiere, dato che in genere è cosa buona e giusta, perché sarebbe seguita cavallo B3, dopo uno sviluppo dell'alfiere, uno dei due cavalli sarebbe andato al centro e dopo un cambio praticamente obbligato il bianco avrebbe avuto un buon centro di pedoni. Quindi ritorniamo a noi e il nero gioca D4. E a questo punto arriva una mossa assolutamente sorprendente che, come direbbe il gran maestro Andrea Stella, dà almeno 2 punti esclamativi. Ora non so che cosa ti verrebbe in mente da giocare in questa situazione, C per D o altre cose. Kasparov gioca distinto subito, cavallo G5. Beh, salta subito all'occhio che questo cavallo in realtà è sotto presa della regina. Ecco, questa non è un'invenzione di Kasparov, ripeto, faceva parte della sua preparazione, in realtà è stata un'idea presa in prestito da Karpov. Karpov giocò all'interno del match per il campione del mondo contro Korchnoi questa linea e quindi
Kasparov, o meglio il team di coach e allenatori che c'era dietro Kasparov, prese l'idea e disse: guarda che Karpov ha giocato questa linea, ha ottenuto una vittoria, giocala anche tu che ti potrà andare bene. Quindi e Anand ovviamente non è uno sprovveduto, e vedendo un cavallo lì in presa messo dal campione del mondo, ora non ti so dire se la conosceva o no questa linea, ma giocò diversamente, giocò D per C3. Non andò a catturare il cavallo. Vediamo un attimino che cosa sarebbe potuto accadere, perché sembra che in che modo ora il bianco riesce a rifarsi da questo cavallo. Ok, c'è un attacco di scoperta, però sembra che non c'è niente in ballo, anzi il bianco è sotto di un pedone, c'è donna F3 con attacco su C6 e dietro c'è la torre. Come lo difendi? Come ti pari da questa roba qui? Se togli l'alfiere, attenzione che il punto F7 è sotto, quindi ci sono cose brutte. E a seguito per esempio di un rocco lungo, la donna, dopo cambio, la donna entra subito su C6, ora si minaccia di spingere B4 per togliere il cavallo, cade a 6, la situazione diventa veramente, veramente brutta. Quindi è difficile da giocare questa situazione. Torniamo indietro, quindi su cavallo G5 abbiamo detto che viene catturato il pedone in C3, cattura e ora donna in D3. La donna nera minacciosa prende questa casa che al momento è debole, e fin qui anche Anand era andato abbastanza sicuro di teoria, questa mossa l'ha giocata praticamente subito, poiché si aspettava cavallo F3, la mossa che fino ad allora veniva reputata migliore. Ma Kasparov ne gioca un'altra che secondo me, nel senso, io non conoscevo questa linea, però quando ho visto la partita mi sarei sentito di giocare un alfiere C2 così distinto, mi sembra una mossa piuttosto buona, ed è la mossa che è stata giocata in partita, che ha sorpreso Anand, che gioca donna per C3. Si va in vantaggio di un pedone, si attacca alla torre, che cosa c'è di meglio? Kasparov immediatamente, perché si aspettava questa mossa, gioca cavallo B3 e attenzione, cavallo B3 minaccia il cavallo in C5, che in realtà è tenuto più volte, ma allo scopo anche di difendere la propria torre. Mi sembra ovvio che il nero, se ora fa cavallo per B3, il bianco poi ricattura il cavallo e il nero può papparsi la torre. Giusto, no? Converrai con me che sembra esatto. E anche Anand dice: beh, è strano che mi dia una torre così il bianco, c'è qualcosa che non va. E su questa mossa Anand rimase 45 minuti a pensarci. Ragazzi, 45 minuti è un'infinità. Il maestro Fede Niccolò Napoli mi dice sempre: sulla scacchiera ci sono vari momenti in cui puoi rimanere fermo a pensare, e quei momenti non devono superare mai massimo i 15 minuti. 45 minuti su una sola mossa è veramente un disastro. Poi ti trovi sotto di tempo, ed essere tanto sotto di tempo è come avere veramente del materiale in meno. Cavallo per B3, alfiere per B3, andò così la partita, e ora cavallo in D4. Ancora una volta Anand non se la sente di andare nella tana del leone, poiché sarebbe seguita un donna H5 scacco. Ora ci sono varie possibilità, si può interporre G6, il re può scappare in varie parti. È chiaro che se il re scappa su casella nera ci abbiamo subito questa scacco con attacco di scoperta sulla donna. Se il re si sposta qui, oddio, bruttissima, secondo me c'è torre di 1, entrate di donna in F7, è veramente tutto molto brutto. E sulla spinta del pedone in G6 abbiamo donna F3 con attacco sul cavallo, e dopo un arrocco lungo ancora una volta ci ritroviamo con la posizione per esempio di prima, dove la donna riesce a sfondare, e su alfiere B2 chiaramente la donna deve spostarsi, ma non può accettare l'offerta, perché questa volta arriva lo scacco matto. Comunque torniamo a noi, abbiamo detto che Anand non accetta di catturare la torre, ma gioca cavallo D4. E attenzione che arriva altra mossa interessante. Qui è tutta teoria, siamo alla 16ª mossa, Kasparov fino alla 20, subito. Donna G4, e a questo punto Anand dice: beh, una torre è sempre una torre, e ora attenzione, alfiere per E6. A questo punto Kasparov ha un'ora in più sull'orologio rispetto a quella del proprio avversario, e torre in D8. Perché non si poteva mangiare questo alfiere? Poiché sarebbe seguito scacco, e dopo per esempio una parata d'alfiere,
questa, e arriva praticamente il matto o la donna nel giro di poche mosse. Quindi abbiamo detto torre di 8 è la mossa che viene giocata da Anand. Altra mossa sorprendente ma ancora tutta di teoria, alfiere H6. Attacco di scoperta sulla donna e ora si minaccia di catturare quell'alfiere in G7. La donna si sposta in C3. L'idea di provare a prendersi un po' di materiale in realtà non funziona. Per esempio, sacrificio di donna, però ti prendi anche un pezzo, quindi donna per torre e pezzo. Non funziona poiché arriva il matto, ora il re si deve spostare e scacco matto. Quindi purtroppo neanche questa idea per Anand va bene, ma Anand le ha viste tutte, quindi per ora non sta abboccando. Donna C3, alfiere per G7 e donna in D3. L'idea è non cambiare, perché se si avvicina alla donna vicino al re nero è un casino. Donna di 3 per avvicinarsi in difesa. Su un eventuale cambio avremmo avuto disastri. Cavallo H5, ancora una volta il re si spostava o in E7 o in F8 e arriva comunque sempre il solito matto di prima. Quindi abbiamo detto donna di 3 per tornare alla difesa, alfiere per H8, donna G6 finalmente per tornare alla difesa, ancora una volta attacchi non sarebbero funzionati poiché dopo una serie di mosse di questo tipo il bianco comunque ha una posizione da sogno con finale vinto. Dunque donna G6, il nero cerca di tornare alla difesa e magari di alleggerire un po' la situazione. Donna alfiere F6, Kasparov piace complicare la situazione anche perché Anand ha poco tempo, quindi ha solo da perderci. Qui non succede nulla, chiaramente se catturi l'alfiere la donna entra e buonanotte a tutti. Alfiere 7 per non cambiare le donne, alfiere per, donna per, le donne vengono cambiate e si entra in questo finale. Sembrerebbe un finale dove il nero ha qualche chance, in realtà no, in primis perché ha un pedone in meno. Tu dirai, beh, ma il nero ha una maggioranza sull'ala di donna, basta che riesci a spingere questi pedoni, bella questa freccia, uno dei due va a promozione sicuramente, sì, peccato che ora è il tratto del bianco e gioca torre C1, l'unica mossa che toglie ogni controgioco del nero e ora la partita è a senso unico. C6, F4 e adesso arriva chiaramente l'avanzata. Poiché il bianco ha la maggioranza sull'ala di re, bisogna, ricordiamoci questo principio, di spingere i pedoni laddove abbiamo la maggioranza. A5 e ora si centralizzano i re, no? Perché nel finale è sempre bene centralizzarlo. Alfiere di 1, una mossa di una finezza incredibile, l'alfiere attacca il pedone ma permette anche agli altri pedoni sull'ala di donna di andare in attacco e supportare il tutto. Spinta G4, torre D5, torre C4 attaccando entrambi i pezzi, C5 per tenere tutto e re in E4, la torre si deve spostare e cade C5. Chiaramente il re non può andare a supportare poiché dopo F5 il re si sposta, cade la torre. Quindi la torre si sposta subito e ora abbiamo detto cade C5. È caduto quel pedone che poteva aiutare a fare qualcosa e cavallo E6, Anand cerca di giocare e di lottare con tutte le sue forze fino alla fine, torre D5 chiedendo un cambio per facilitare così la vittoria il prima possibile. Anand si rifiuta, cerca di tenere duro, F5, scacco, re in E3, cavallo C5, G5 e adesso Kasparov gioca non più per la promozione ma per dare scacco matto. Torre C1, torre D6. Kasparov, he polished off the game. E su questa mossa Anand abbandonò poiché non aveva più controgioco. La partita come poteva continuare? Poteva continuare con B3 cercando un tutto per tutto, ma F6 scacco, il re scende in ottava traversa e alfiere H5 si minaccia un matto bellissimo di torre in D8. Torre N1 temporeggiando e ora non si può più temporeggiare cavallo B7 per tenere l'entrata di torre, ma la torre può entrare da altre colonne, cavallo D8 e dopo torre A8, torre D1 per tenere il cavallo E6 e qui si minaccia l'entrata in E7 imparabile. Tutto per tutto, alfiere per B2, E7, il re si deve spostare e adesso promozione in torre perché vogliamo fare gli sboroni, scacco matto. Partita stra complessa. Sembra che al posto del bianco c'era un motore scacchistico che fino alla 20ª mossa, e la 20ª mossa è stata, giusto per tornare indietro e capire fino a che punto Kasparov ha giocato tutta di teoria, è stata, aspetta che ci arriviamo,
è stata donna C3 e alfiere G7. Fino a qui è stata tutta teoria. Da alfiere H8, diciamo, Kasparov ha iniziato a ragionare, ma la situazione era già decisa, il motore ora dà un vantaggio di più 3,50 del bianco, che a questi livelli è veramente tutto. Bene, cari amici, spero che questa partita vi sia piaciuta. Se volete cercare di percorsi per migliorare all'interno della nostra Accademia di Mattoscacco, academy.mattoscacco.com, trovate percorsi di formazione fatti da maestri FIDE, maestri internazionali, gran maestri, che possono fare sicuramente al caso vostro. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!